La storia della pasta artigianale di Gragnano affonda le radici in epoca romana, quando veniva prodotta nella valle dei mulini. L'acqua povera di calcare dei monti lattari e l'aria di mare durante l'essiccazione le donano un sapore particolare e delle proprietà nutritive fuori dal comune. Infatti durante le carestie più di una volta la pasta di Gragnano ha salvato i napoletani dalla fame e dalla morte. Nel 1848 Ferdinando II di Borbone, che era ghiotto di pasta di Gragnano, volle visitare i mulini dove veniva prodotta e scoprì che veniva impastata con i piedi. Si credeva infatti che impastandola con i piedi la pasta poi avrebbe avuto una morbidezza fuori dal comune. Il re era un po' schizzinoso, quindi decise di trovare una soluzione e chiamò a corte tutti gli inventori del regno. Uno di loro riuscì a trovare la soluzione. Inventò l'uomo di bronzo, un macchinario che da quel momento in poi fu utilizzato per la lavorazione. E adesso vi porto a scoprire dove nasce la pasta di Gragnano. Siamo a Gragnano, al pastificio artigianale d'Aragona. Questa è la semola 100% grano duro italiano con cui si realizzano i vari formati di pasta. Alla mia sinistra gli schiaffoni, alla mia destra gli spaghetti, mentre al mio fianco c'è Rino, giovane mastro pastaio gragnanese doc. Ciao Rino. Ciao Giampa. Ascolta, ma la passione per la pasta come ti è nata? Essendo gragnanese la passione ce l'abbiamo nel sangue. Cioè nelle vene praticamente vi scorre acqua e semola. Esatto. Ma come hai imparato a fare la pasta? Tramite un mastro pastaio di antica generazione, sempre di Gragnano. Senti, ma mi spieghi quali sono i segreti, i trucchi del mestiere? Cioè come dalla semola e dall'acqua di Gragnano, che so che dona delle particolari caratteristiche alla pasta, poi si realizzano i vari formati? Il segreto parte dalla selezione del grano per garantire un valore proteico molto alto e una qualità eccellente. Poi passiamo nel settore produzione dove avviene l'impasto, quindi la miscela tra acqua e semola. Che praticamente replica un po' in maniera industriale quello che facevano una volta le massaie, che mescolavano a mano con il lavoro delle loro mani e delle loro braccia la semola e l'acqua di Gragnano, che come abbiamo detto è un'acqua speciale, con delle caratteristiche particolari che dona alla pasta un sapore, un profumo e delle peculiarità uniche in tutto il mondo. Talmente buona che è possibile assaggiarla anche cruda. E se la pasta di Gragnano è buona cruda, immaginiamoci cucinata a puntino. Oltre agli spaghetti, che sono il formato classico più famoso della pasta, anche grazie all'immagine di Pulcinella che li mangia, no? Dall'alto, con le mani, senza usare le posate, altri due sono i formati importanti per i napoletani: i paccheri, gli schiaffoni, e la pasta mista, che i napoletani chiamano a pasta ammiscata. Una volta si chiamava amunnezzaglia. Il nome non evoca qualcosa di positivo, significa spazzatura. Anticamente la pasta veniva venduta in sacchi, sfusa, e alla sera tutta quella che cadeva durante la vendita veniva raccolta e messa in un sacco a parte, formando appunto una pasta mista, perché erano ritagli di vari formati. Veniva venduta a basso prezzo alle persone più povere, che la cucinavano con i legumi e nel corso del tempo hanno dato vita a dei piatti della tradizione popolare. Un altro dei posti dove gustare la pasta di Gragnano è sul Monte Somma, alle spalle del Vesuvio, dove sono venuto per incontrare il mio amico Nunzio. Che ci hai preparato di buono? Allora, paccheri di Gragnano con pomodorino del pinnolo del Vesuvio, con una fogliolina di basilico del mio giardino. E quest'altro piatto? Crema di Fasoleus vulgaris, 2 pomodorini del pinnolo del Vesuvio, con selezione di pasta tipica popolare napoletana, con tocchetti di pelatello affumicato e un ciuffo di prezzemolo. Che sarebbe? Pasta e fagioli. Io qua vedo 2 vini, una Lacrima Christi rossa e un Piedirosso. Quale abbiniamo ai paccheri? Piedirosso. Marziale diceva che il
dio greco Bacco preferiva alla sua terra natia le dolci colline della Campania, perché qui vengono prodotti dei vini straordinari, come questo. È un piedirosso, in napoletano diventa peripalum, zampa di colombo, perché la piantina, il grappoletto in realtà di questa pianta, ha lo stesso colore della zampetta dell'animale. È un vino dal colore rosso rubino. Il vitigno che produce questo vino si coltiva soltanto qui nella zona flegrea oppure alle pendici del Vesuvio. I vini prodotti hanno ovviamente lo stesso nome, ma dei sapori completamente diversi, proprio perché sono diversi i terreni su cui i vitigni crescono. Questo è quello del Vesuvio, che abbiniamo ai nostri panni. Assaggio per voi. Veramente, veramente buono. Ma adesso è il momento della pasta e fagioli, dove abbiniamo Lacrima Christi, che è un vino completamente diverso. Sì. Ma adesso è il momento di pasta e fagioli. Stavolta servo io. Bene. Allora, questo e questo, ecco qui, sono per te. E questa è la porzione mia. Ora, stavolta invece assaggio per me stesso. Ah, dimenticavo, il nostro viaggio continuo, coast to coast.